Con un 1,2%, Noi Moderati si conferma una forza marginale nel panorama politico italiano. Il dato suggerisce una lotta costante per la visibilità e la difficoltà a superare le soglie di sbarramento, rendendo incerta la sua rappresentanza parlamentare futura senza un allargamento significativo della base elettorale. L'1,5% colloca più Europa in una posizione precaria, vicinissima alla soglia di sbarramento. Questo risultato evidenzia la sfida per i partiti centristi e liberali nel conquistare spazio e consolidare il consenso in un contesto polarizzato, rendendo cruciale ogni punto percentuale. Il 2,3% di Italia Viva la pone ancora al di sotto della soglia cruciale del 3%. Il partito di Renzi mostra difficoltà a ritagliarsi un ruolo decisivo, navigando in un'area di centro che fatica a coagulare consensi sufficienti per una rappresentanza parlamentare forte e influente. Con il 3,2%, Azione supera di poco la soglia di sbarramento, garantendosi una potenziale presenza parlamentare. Questo dato rappresenta un punto di partenza per il partito di Calenda, che ora deve dimostrare capacità di consolidamento e proposta politica per affermarsi stabilmente nel polo centrista. Il 6,7% ottenuto da Alleanza Verdi e Sinistra è un risultato significativo che consolida la loro posizione. Superando ampiamente le soglie, si affermano come una voce progressista, stabile e influente, capace di intercettare il voto ecologista e di sinistra, rafforzando il campo dell'opposizione. L'8,2% di Forza Italia ne conferma la resilienza, mantenendo una quota significativa all'interno del centrodestra. Il partito, nonostante il cambio di leadership, dimostra di conservare un solido bacino elettorale, giocando un ruolo chiave nella coalizione di governo e rappresentando l'ala più moderata. L'8,2% della Lega la posiziona alla pari con Forza Italia, indicando una stabilizzazione del consenso. Sebbene lontana dai picchi passati, il partito di Salvini mostra una base fedele, ma deve lavorare per recuperare terreno e riaffermare la propria leadership nel blocco di centrodestra. Il 12,5% consolida il Movimento 5 Stelle come terza forza politica. Pur lontano dai fasti di un tempo, il dato evidenzia una base elettorale significativa che lo rende un attore imprescindibile dell'opposizione, capace di influenzare il dibattito e di presentare un'alternativa chiara al governo. Con il 21,7% il Partito Democratico si conferma la principale forza di opposizione e il secondo partito nazionale. Questo risultato rafforza la segreteria Schlein e la capacità del PD di aggregare il consenso del centrosinistra, ponendosi come polo attrattivo e alternativa credibile al governo. Il 31,3% di Fratelli d'Italia cementa la sua egemonia sulla scena politica. Un dato impressionante che conferma il partito di Giorgia Meloni come perno incontrastato della maggioranza e forza trainante del paese, riflettendo un'ampia fiducia nel suo operato di governo. Al di là delle percentuali, cosa raccontano veramente questi sondaggi sullo stato d'animo e sulle priorità degli italiani in questo preciso momento storico?